Beh, la mia passione nasce con gli animali in generale, che siano rettili, anfibi, mammiferi. Poi mi sono specializzato un po' con i serpenti perché insomma è giusto dare un po' di coccole anche a loro. Tanti dicono, ma il serpente non ti dà affetto. Non sono d'accordo, Non è il tuo minimamente. caso. No. Il serpente, se vogliamo guardarlo anche su un lato un po' psicologico, è una pura primordiale di qualcosa che non riusciamo a capire e a gestire. Un serpente non può essere associato al diavolo perché non ti porta in tentazione a fare determinate cose. Ma lo dicono che è viscido, che è brutto, che è un mangia uomini e quant'altro, ma sempre associato a qualche figura demoniaca, quello che è, ma no, non è così. E tu non allevi i serpenti per venderli, ma ogni tanto li porti in mostra e hai creato una realtà, o meglio, fai parte di una realtà. Ce ne vuoi parlare? Esatto, io nel 2015 ho creato Reptiles Dream, sono partito con Xina, che è l'esemplare che ho di dentro, e Draco, che è un altro pitone reale. Da lì ho preso le prime tartarughine, ma tutto è nato per recuperare animali maltrattati, perché le persone comprano senza sapere. Prendono magari un pitone come Xina, che è un pitone indiano, che arriva a metrature parecchio importanti, e poi basta. Mi ha morso una volta, basta, non lo voglio più. Oppure non riescono a dargli da mangiare, quindi il serpente va in deperimento e tanti muoiono. Io ho creato Reptiles Dream proprio per far conoscere questi animali e togliere determinati miti che ci portiamo avanti praticamente dai tempi di Neanderthal. Tipo, il serpente quando si appoggia vicino a te mentre dormi ti sta prendendo le misure per mangiarti. Ecco. No, proprio no. Un serpente, anche piccolo, se decide di attaccarti, lo fa, punto, si lancia, è istinto. È un istinto di sopravvivenza nei cuccioli, è un istinto di sopravvivenza anche negli adulti, perché insomma noi siamo animali dominanti, e loro si difendono. Non solo a me, ma anche la mia dolce metà e tutto il resto della mia squadra hanno trasmesso tanto. Xina è come la mascotte della Reptiles Dream che tiene tutti quanti uniti. Possono trasmettere tanto se qualcuno ha cuore e buon tempo da perdere e capire cosa possono dare questi animali.